Si è chiusa la fase istruttoria per la nuova sede della Capitaneria di Porto a Santa Margherita Ligure. Per ripristinare i danni della mareggiata si attende ora il via alla gara d'appalto, locali pronti entro Pasqua 2020. Anche Lavagna avrà la sua spiaggia per tutti, allestito uno spazio con accesso e servizi per le persone disabili in un tratto del litorale davanti al Parco Tigullio, in campo Villaggio ed Anfas. L'operazione Mato Grosso rilancia la sfida. Sino a domenica Chiavari ha allestito il mercatino dell'antiquariato e dell'usato, le offerte devolute alle missioni in America Latina. Presenza record per la prima serata di Musica e Gusto a Lavagna, la manifestazione che avvia l'estate a misura di famiglia, aperta alla solidarietà per le associazioni del territorio. La 32esima rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi di Chiavari si sposta al fresco a settembre. Ora l'auditorium è troppo caldo, spiegano gli organizzatori. In scena 9 compagnie tra le più affermate della Liguria. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi apriamo occupandoci della nuova sede della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, per la quale è tempo di entrare nella fase attuativa. La scorsa settimana c'è stata l'ultima riunione e ora è tempo di chiudere la conferenza dei servizi e dare il via alla gara d'appalto per i lavori, ma per l'inaugurazione occorrerà attendere la Pasqua 2020. Sentiamo. Si è chiusa la fase istruttoria per la messa in sicurezza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. A 9 mesi circa dalla mareggiata di ottobre il progetto entra nella fase finale. La palla è ora in mano al Provveditorato delle Opere Pubbliche, che nei prossimi giorni chiuderà la conferenza dei servizi, non prima di aver incamerato il via libera della sovrintendenza. A quel punto partirà la gara d'appalto dei lavori, che dovrebbe concludersi, se non ci saranno intoppi, per ottobre. A quel punto la nuova Capitaneria di Santa Margherita Ligure dovrebbe vedere la luce dopo 8 mesi di cantiere. Il nostro obiettivo è quello di cercare di essere operativi ovviamente prima dell'inizio della prossima stagione, quindi parliamo di prima della prossima Pasqua, perché poi sappiamo benissimo che quello è il periodo in cui parte la stagione turistica, in maniera tale da poter essere ancora più efficienti ed efficaci nell'espletamento dei servizi d'istituto. In questo periodo non si è perso tempo, è stato necessario arrivare al miglior progetto possibile di restyling della Capitaneria di Porto, una fase delicata e non meno importante della mera esecuzione dei lavori. Soprattutto si è fatto tesoro dei danni causati dalla mareggiata. Quello che verrà attuato dunque non è soltanto un ripristino degli ambienti, ma una vera e propria messa in sicurezza, con novità a prova di mareggiata. Fondamentale è stata la collaborazione di tutti gli enti coinvolti, a cui va il ringraziamento del comandante Piras. Si sono fatti carico, nell'esercizio delle proprie competenze, di fornire tutti quei suggerimenti e quegli accorgimenti tecnico-strutturali funzionali ad avere una sede che appunto sia molto più sicura e soprattutto più confacente alle esigenze pubbliche che poi sono connesse ai servizi di istituto che assicuriamo. Quindi una fra tutte, avere delle uscite d'emergenza assolutamente sicure, ulteriori uscite d'emergenza, piuttosto che avere una sala operativa che garantisca anche una visuale diretta sullo specchio acqueo-portuale, credo che sia uno degli elementi più importanti che poi sono stati messi sul tavolo e quindi hanno assunto una priorità determinante nella valutazione del progetto. Ora la cronaca, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. 2 vigili del fuoco genovesi sono stati protagonisti di una tragica escursione sul Monte Bianco. Si tratta di vigili del fuoco in servizio al distaccamento di Genova Multedo. I 2 appassionati di montagna ieri mattina si erano messi in cammino sulla via normale francese, dalla quale avrebbero dovuto raggiungere la vetta del monte. Lungo il percorso però sono accidentalmente precipitati in un crepaccio. Uno dei 2, 44enne, è morto sul colpo, l'altro compagno di spedizione, 54enne, versa in gravi condizioni all'ospedale di Annecy. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra i colleghi che hanno espresso vicinanza alle famiglie dei 2 pompieri. L'amministrazione comunale di Lavagna ha deciso di allestire una porzione di spiaggia riservata alle persone con disabilità in un tratto antistante il Parco Tigullio. Saranno riservati ombrelloni e sdraio per chi ha difficoltà motorie. Un servizio garantito grazie alla collaborazione con il Villaggio del Ragazzo e l'Anfas Tigullio Est, che metteranno a disposizione i propri operatori.
Anche Lavagna avrà una spiaggia per tutti, unendosi agli esempi di Sestri Levante e Chiavari, chiudendo il cerchio. Anche l'amministrazione lavagnese ha deciso di allestire una porzione di spiaggia libera del suo litorale con attrezzature e servizi destinati alle persone con disabilità. Il tratto di costa scelto è quello davanti al Parco Tigullio, raggiungibile grazie al sottopasso e alla discesa già utilizzabili dalle carrozzine. Da lunedì alla passerella già installata in questi giorni si affiancheranno ombrelloni e piattaforme per favorire la mobilità sulla sabbia e sedie rialzate per rilassarsi e una per accedere in acqua. L'accessibilità è un diritto e questo inizio di progetto deve essere uno stimolo per Lavagna per continuare in questa direttiva. Importante anche fare rete con le associazioni che si occupano di disabilità proprio per raggiungere al meglio l'obiettivo. Accessibilità, cioè quindi sociale, e turismo devono camminare insieme. La progettazione dell'area attrezzata ha visto la collaborazione dell'associazione Noi Andiamo. Il servizio di spiaggia per disabili può contare anche su quella del Villaggio del Ragazzo e di Anfas Tigullio Est, che garantiranno la presenza di loro operatori e un'esperienza maturata in questi anni con la spiaggia per tutti di Chiavari. Ci è stato chiesto di collaborare nell'organizzazione anche un po' in corsa di questa spiaggia, lo facciamo volentieri, lo facciamo insieme all'Anfas di Chiavari, che è l'associazione temporanea d'impresa che abbiamo realizzato per la gestione della spiaggia per tutti della città di Chiavari, che ormai è un'esperienza di 3 anni. Chi sarà presente sul posto? Quali servizi offerti? Allora, sul posto saranno presenti degli operatori sia la mattina dalle 9:30 alle 12:30 che il pomeriggio dalle 15:30 alle 19, mi pare, degli operatori, un operatore dell'Anfas, un operatore del villaggio, per accogliere le persone. La cosa importante è che la spiaggia sia fruibile senza barriere architettoniche, così sarà, si potrà accedere tramite scivolo, ci sarà una passerella e poi ci sarà una zona con dei piastrelloni che faciliterà il passaggio eventualmente per le persone con disabilità motorie dalla loro carrozzina alle carrozzine che sono messe a disposizione per l'accesso al mare. E rimaniamo a Lavagna perché in vista della festa patronale di Nostra Signora del Carmine il Comune ha deciso di ripristinare il percorso originario seguito dalla processione la sera del 16 luglio. Il momento centrale, la benedizione del mare, quest'anno si svolgerà nuovamente sulla via Aurelia. Il corteo dei fedeli dunque percorrerà tutta via Nuova Italia per attraversare poi Piazza della Libertà. Con un'ordinanza il sindaco di Lavagna ha disposto che nel momento del passaggio della processione del rito della benedizione del mare con l'arca processionale si interrompano le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande alla clientela da parte degli esercizi pubblici che si affacciano sulla piazza. D'accordo con i rappresentanti di categoria abbiamo deciso che questo deve essere un gesto di rispetto nei confronti della radicata tradizione religiosa così tanto sentita da tutta la comunità lavagnese, ha commentato Gianalberto Mangiante. Le feste in onore di Nostra Signora del Carmine prenderanno il via lunedì prossimo con l'offerta dei fiori e la benedizione dei bambini alle 10:30, mentre martedì le messe saranno celebrate alle 9, alle 18:30 e quella solenne alle 10:30. In serata processione, mercoledì alle 16 la messa per gli anziani e gli ammalati. E nel santuario di Nozzario, a Santa Margherita Ligure, la solennità di Nostra Signora del Carmine inizia domani alle 10 con la Santa Messa che sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. La messa vespertina delle 17:30 invece sarà celebrata da Don Pino Privitera. Seguirà la processione mariana. Martedì, memoria liturgica della Vergine del Monte Carmelo, la messa delle 18 sarà presieduta da Padre Francesco Calvi dell'Ordine dei Frati Minori di Milano. Il mercatino dell'antiquariato e dell'usato dell'operazione Mato Grosso sarà presente sino a domenica all'oratorio dei Filippini di Chiavari. Tutto ricavato sarà devoluto alle missioni in America Latina. Abbigliamento, libri, dischi, stoviglie, poster, mobili, oggetti d'antiquariato di vario genere e molto altro ancora possono essere acquistati al mercatino delle pulci dell'operazione Mato Grosso. Tutti gli oggetti presenti sono stati donati, sapendo che l'intero ricavato del mercatino sarà devoluto in beneficenza alle missioni in Bolivia, Perù e Brasile. Tutto quello che noi ricaviamo va interamente a sostenere le missioni dove ci sono scuole, c'è l'aiuto
nell'agricoltura, c'è un ospedale, quindi tutta l'assistenza sanitaria per i poveri, che lì in Perù sarebbe a pagamento, mentre nel nostro ospedale i poveri vengono curati gratuitamente da medici italiani volontari. Anche una piccola cosa, anche una piccola offerta, chi non trova niente da acquistare ma lascia una piccola offerta, tutto è preziosissimo e insomma è atteso soprattutto dai ragazzi che sono in missione, per i loro poveri, per gli amici là. Se qualcuno per il prossimo mercatino volesse donare qualche articolo, come deve fare? Sì, noi siamo qua in questi 3 giorni, fino a domenica sera. Lunedì cominciamo a smontare e può portarci qua direttamente, magari ci viene a chiedere o viene a vedere che tipo di oggetti esponiamo, oppure lasciamo un numero di telefono e possiamo essere contattati. Magari c'è qualche ragazzo a Chiavari qua dell'operazione Mato Grosso, fanno anche sgomberi o lavori di tinteggiatura, pulizia di giardini. Il Comune di Sestri Levante ha partecipato nei giorni scorsi a Valencia al meeting internazionale sul turismo sostenibile a chiusura del progetto europeo Alter Eco. Valentina Ghia, sindaco della Bimare, ha preso parte alla tavola rotonda dedicata alle prospettive future del turismo e alla sua interazione con la città. In particolare si è soffermata sull'esperienza della conferenza del turismo ospitata a Sestri Levante. Tra i temi affrontati, le politiche di gestione dei flussi turistici e l'introduzione dell'imposta di soggiorno, che ha consentito di impostare un percorso di potenziamento della pulizia del centro storico, delle spiagge e della sicurezza cittadina. La Ghio ha inoltre firmato la dichiarazione Alter Eco insieme ad altre realtà provenienti dall'Europa mediterranea, documento che impegna i firmatari nello sviluppo e promozione di un turismo di qualità, sostenibile e compatibile con la qualità ambientale dei luoghi. La 10ª edizione incorona ufficialmente l'iniziativa Musica e Gusto tra le manifestazioni di spicco dell'estate a Lavagna. Grande partecipazione di pubblico e anche di stand. Oltre alle band e alle specialità gastronomiche, lo spazio è stato dedicato anche alla solidarietà e alle iniziative per la famiglia. La 10ª edizione di Musica e Gusto, e questo è un grande orgoglio, perché ormai si può dire una manifestazione storica. Ogni anno riscuote un grandissimo successo, è una festa per ragazzi, per famiglie, anche con bambini, per persone adulte, per persone veramente di ogni genere. E dovessi dire, nonostante la fatica, il lavoro, ne siamo veramente orgogliosi di tutto questo. C'è anche l'occasione di sostenere qualche associazione. Sì, ospitiamo diverse associazioni che colgono l'occasione per raccogliere qualche fondo in più da adoperare nella maniera, diciamo, che va per il bene comune. Abbiamo fatto il minestrone, non solo. Abbiamo fatto il minestrone, sì, una settimana che tagliamo verdure, che congeliamo per essere pronti e il risultato è soddisfacente, siamo contenti. Più che altro ci piace fare la serata, stare insieme, riuscire anche a mettere via qualche contributo per la causa del comitato e siamo contenti. Qui noi abbiamo una location che è invidiabile, siamo gli unici quasi ad avere il posto, perché siamo fortunati perché è abbastanza larga, possiamo mettere piani, tavoli, sedie, quindi cerchiamo di accontentare le persone. Io no che non l'ho persa, io aspetto che ritorni, ti sento, sei vicina. Ci sono anche i giochi per i bambini. Per i bambini e anche per i grandi questa volta, è un anticipo del Paese dei Balocchi che portiamo tutti gli anni a Medioevo con gusto. È uno degli appuntamenti, è un momento simpatico anche di incontro con la gente, con i turisti, anche un modo anche un pochino per entrare nel pieno dell'estate. E ora
Ma parliamo di un'altra iniziativa tradizionale che da estiva diventa autunnale. Stiamo parlando della 32esima edizione della rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi, organizzata dall'associazione Un Castello de Ciabai. Novità anche per il numero di spettacoli. Sentiamo. Fa troppo caldo e così la 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi viene spostata ai mesi di settembre e ottobre. Lo ha deciso l'Associazione Culturale O Castello, che anche quest'anno ospiterà le compagnie in auditorium, dato che a Villarocca persiste l'inagibilità del parco per i lavori. Per agevolare gli appassionati dunque si attendono i mesi più freschi. Il 20 agosto si terrà l'inaugurazione in Piazza Gagliardo e lo spettacolo sarà gratuito. Poi la rassegna si snoderà in auditorium dal 6 di settembre. Il 12 ottobre la serata conclusiva con la cerimonia di premiazione. In scena 9 compagnie tra le più affermate della Liguria. L'inaugurazione con il Barbiere di Soseglia, il Barbiere di Sosiglia, dei Vilesanti, che quelli sono degli appassionati, dei professionisti sempre sulla tematica di Govi. E poi ci sono tutte queste questo nuovo rinnovamento che col Teatro al Nervi, con la SAD, con le briciole di Lerici, i quali loro sono già una parlata un po' differente dal Ligure. Poi quelli della Volta di Carasco, poi il Teatro Don Bosco di Varazze e poi abbiamo la compagnia comica Lucio D'Ambra, poi c'è la compagnia La Toretta di Savona e finiamo con la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova. Le serate sono in programma sempre di martedì e di venerdì alle ore 21. In occasione della rassegna verrà reso omaggio a Lucio D'Ambra, grande regista, scrittore e interprete di testi in dialetto genovese. In scena, venerdì 27 settembre, la nuova compagnia comica con la regia di Tiziana Pezzo. Sono le nostre radici, è la nostra storia e soprattutto è un modo per continuare a procedere nel tempo, perché la nuova compagnia comica appunto si chiama Nuova Compagnia Comica e lo spirito è quello di portare avanti la tradizione con delle innovazioni e con degli elementi nuovi che possono essere di interesse e attirare sempre di più l'interesse delle persone. È stata fissata per domani al Passo della Scoglina la commemorazione in ricordo del sacrificio di molti abitanti dell'Appennino vittime della guerra e dell'incendio del borgo da parte dei nazifascisti. L'iniziativa promossa dall'ANPI prenderà il via alle ore 10. Sarà presente con il gonfalone della città il comune di Genova. Dopo la deposizione della corona al cipo dedicato al marinaio Mario Ginocchio Beppe, l'omaggio alle lapidi dei caduti e alle 10:45 nella chiesa di Barbagelata la messa in suffragio di tutte le vittime. Sarà in vigore questa sera e domani sera a Zoagli il senso unico nel tratto di via San Pietro compreso tra il civico 33 e l'intersezione con la via dei Tessitori con direzione Zoagli-Chiavari. Sarà in vigore dalle 18:45 all'1 del mattino. Il provvedimento è stato preso per permettere lo svolgimento della festa di Nostra Signora del Carmine nella frazione di San Pietro di Rovereto. Oggi e domani stand gastronomici aperti dalle 19:30 e serate musicali, oggi con l'orchestra Magnoli e Messina e domani con Giuse ed Alessia Band. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, morte in spiaggia, si aggrava il bilancio della tragedia del gommone di migranti affondato il 2 luglio, 72 le vittime, il mare ne restituisce altri 38 cadaveri del naufragio al largo di Zarzis in Tunisia, le comandanti di Sea-Watch premiate dal Comune di Parigi, Salvini per questo irritato. Il Consiglio di Stato prevale l'interesse pubblico, presidi in classe concorso promosso, il concorso per presidi può arrivare a conclusione, dunque nessuno stop perché deve prevalere l'interesse pubblico, soddisfatto il Ministero e le associazioni. Lega e Mosca smentiscono ma Savoini è in tutte le foto, il vice premier minimizza, la procura prepara una rogatoria in Russia e l'economia intanto più fiducia nell'Italia, il PIL però è fermo. Cura per malattie rare tra Teleton e Azione Cattolica, alleanza per la ricerca, notizia che ritroviamo all'interno delle pagine di Avvenire, SOS malattie rare, tempo scaduto, appello di Francesca Pasinelli, di Teleton delle 6.000 patologie mortali, riusciamo a studiarne solo la metà, intanto migliaia di bambini nel mondo non dispongono di cure efficaci, ecco gli obiettivi della ricerca, c'è questa iniziativa, l'accordo con l'Azione Cattolica con l'obiettivo di raccogliere fondi per combattere la cultura dello scarto. Ancora
Ancora nelle pagine di Avvenire, lo shock Lambert travolge la Francia, le religioni unite in difesa della vita, cattolici, protestanti, ebrei e musulmani hanno pubblicato un manifesto comune perché a tutti sia garantita solidarietà e fratellanza. Intanto è effettuata l'autopsia sul corpo del tetraplegico per verificare i farmaci impiegati. Passiamo alle pagine del secolo XIX, Bussetti, scuola, ecco il piano, sia l'autonomia regionale non creerà discriminazioni, i 5 Stelle però criticano il ministro e i sindacati rilanciano lo sciopero. Intanto il Consiglio di Stato sblocca i 2000 presidi fermati dal TAR e non partono i bandi per 55.000 precari. In foto il Salone dell'Auto e TAV a Torino, i grillini sfidano Di Maio, il Salone dell'Auto lascerà Torino per Milano e all'interno dei 5 Stelle è scontro. E poi Carige, nuovi incontri, la tela dei commissari verso il salvataggio. Passiamo alle pagine del Levante, Rapallo sarà plastic free dal gennaio 2020, ammesse solo stoviglie biodegradabili, attività commerciali, imprese balneari, catering dovranno adeguarsi, negli uffici comunali stop a materiali non compostabili, c'è la reazione dei commercianti, divisi, serviva più tempo. Un uomo silenzioso capace di amare, i funerali a Lavagna di Roberto Monteguardi, ad Ontavella ricorda con commozione il marittimo scomparso nel rogo della nave cisterna in Turchia, l'affetto della città. E poi arrestati, ubriachi violenti a Lavagna e Chiavari finiscono in manette, incendio a Portobello, in fiamme la scarpata che si affaccia sulla baia. E il team del lavoro in chiusura, Bono non troviamo lavoratori, il sindacato si inizi a formarli, a Sesti Levante, secondo l'amministratore delegato dei Fincantieri all'azienda mancherebbero 5-6 mila nuovi addetti, FIOM e FIM ricordano che i corsi promessi non sono stati ancora attivati. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Intorno alle 12.30 di oggi si è verificato un incidente in autostrada tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Una persona in sella al proprio scooter ha perso il controllo del mezzo, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto del 118 la Croce Rossa di Chiavari. Il ferito è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. L'incidente ha provocato almeno 1 chilometro di coda, ma la situazione è già tornata alla normalità. A te Cristina. Bene, grazie. Apriamo ora la pagina sportiva, andiamo sul sito della Virtus Entella, viene lanciata la campagna abbonamenti 2019-2020 con il titolo Che bello è, il titolo appunto che la società ha voluto mettere come lancio della campagna abbonamenti, la prima fase del rinnovo delle tessere per i vecchi abbonati che riceveranno un regalo e un'agevolazione per aver creduto nella squadra nell'ultima difficile stagione. La campagna avrà inizio il prossimo 25 luglio. E ora una notizia invece che riguarda le bocce. La Bocciofila Cavese organizza anche quest'anno il torneo dei campanili sui campi da bocce Vista Mare. Dal 15 al 17 luglio si sfideranno i rappresentanti dei campanili di Santa Giulia, Lavagna, San Leonardo, Sorlana, Barassi, Arenelle, Caviborgo e Sant'Anna. Ogni squadra sarà composta da 2 terne per un totale di 6 atleti. Si tratta di giocatori non professionisti appartenenti a ciascuna delle comunità parrocchiali. La premiazione con la consegna del trofeo dei campanili avverrà a settembre in occasione dell'annuale cena sociale. Si conclude così questa edizione del telegiornale, l'informazione torna questa sera 19.15, 20.30, 22.45, ma prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.